13.760 firme per chiedere di salvaguardare il fiume Tagliamento. È questa la petizione consegnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia, una raccolta capillare che ha attraversato tutte le zone del Friuli, portando alla luce la voce dei cittadini uniti contro il progetto di una traversa a Dignano. Traversa laminante o diga, come la si vuol chiamare, fra le sponde di Dignano e Spilimbergo, 3 casse di espansione Forealveo a Varmo, e una laminazione sul ponte esistente di Madrisio in comune di Vignano Teorno. Queste sono opere estremamente impattanti che le persone non vogliono vengano realizzate perché ha un impatto molto importante. Il Tagliamento è considerato uno degli ultimi fiumi naturali delle Alpi, un simbolo di biodiversità e un ecosistema straordinario che si distingue per il suo ampio letto ghiaioso, i canali intrecciati e le isole fluviali. Un ambiente unico al mondo, oggetto di studio da parte di università e centri di ricerca internazionali. Ma proprio questa unicità rischia di essere compromessa dal progetto di costruzione di una traversa, che secondo gli esperti potrebbe alterare irreparabilmente il fragile equilibrio ecologico e paesaggistico del fiume. Il Tagliamento è evidentemente un patrimonio naturalistico fondamentale per il Friuli Venezia Giulia e di questo tutti sono consapevoli, ma è altrettanto vero che tutti siamo consapevoli che esiste un bene primario che va tutelato e salvaguardato ed è il bene della vita umana. Quindi in questo momento c'è una parte di territorio che da tanti anni attende delle risposte, a quel territorio delle risposte vanno date in modo tempestivo ed efficace e concreto. Le 17.360 firme ora sono nelle mani della Regione, chiamata a rispondere a quella che non è solo una richiesta tecnica, ma la voce di un'intera comunità che chiede di mettere al primo posto la tutela dell'ambiente e delle future generazioni.